Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio ai docenti, agli studenti, ai futuri studenti, alle famiglie che ci stanno seguendo. Parte in questi minuti l'Open Student Day di UniUd e quindi la prima settimana, la prima serie di eventi che si susseguiranno durante tutta la settimana e che rappresentano la prima tappa del percorso Student Day dell'Università di Udine. Partiamo oggi con i vertici massimi, partiamo oggi scoprendo l'orientamento e scoprendo l'eccellenza dell'Università di Udine. Però voglio subito introdurre un attimino quello che sarà il programma di tutta la settimana, come funzioneranno e quali sono le attività dei pomeriggi e quindi al di là delle aperture dedicate ogni pomeriggio a dei servizi, alle opportunità, alle dimensioni dell'Ateneo di Udine, ci saranno poi le dirette su Teams dedicate ai dipartimenti e alla loro offerta formativa. Oggi, come dicevo, parliamo intanto di eccellenza e parliamo dell'Ateneo in generale e non potevamo non partire con l'ospite d'onore, il magnifico rettore, il professor Roberto Pinton, che è con noi e che interrogheremo successivamente, ma non solo lui. L'eccellenza vuol dire scuola superiore dell'Ateneo di Udine e quindi parleremo della scuola superiore con il professor Alberto Policriti, che è il direttore della scuola superiore dell'Università di Udine. A seguire ci saranno appunto le dirette Teams sul Dipartimento di Area Linguistica e sul Dipartimento di Studi Umanistici, ma di questo ne parleremo dopo. Io vorrei subito partire con l'interrogazione al nostro magnifico rettore e vorrei subito partire chiedendogli una cosa importante, come ha vissuto questa situazione, perché di fatto il nostro magnifico rettore ha preso servizio, ha iniziato il suo incarico il 1° ottobre del 2019. Di fatto erano i mesi in cui iniziava un po' già a circolare questo maledetto virus nel mondo. Quindi ha avuto solo qualche mese, mi permetto di dire, per capire un attimino, per orientarsi nel suo nuovo ruolo e dopo, con l'inizio del 2020, a febbraio 2020, è iniziato il lockdown. E quindi volevo chiedergli che cosa ha voluto dire per lui gestire un ateneo attraverso una situazione che non si era mai vissuta prima. Innanzitutto buon pomeriggio a tutte e a tutti, ringrazio la professoressa Rizzi per questa introduzione e anche per sottopormi a un'interrogazione che magari gli esami non finiscono mai. E io devo dire, come giustamente hai ricordato, i primi mesi sono stati, che sono sempre impegnativi, quelli di inizio di un rettore, ma anche che si affrontano con grande entusiasmo. Abbiamo costituito la nostra squadra dei delegati, abbiamo cominciato a programmare tutte le nostre attività ed entrare in rapporto stretto sia con i docenti che con gli studenti e tutto quello che a noi piace ricordare è la comunità accademica. Certo, poi quando si è cominciato a percepire che il virus era un problema anche nazionale e forse locale, ancora forse c'era qualche incertezza e qualche speranza che non sarebbe poi arrivato fino a noi. E poi a febbraio è successo quel che ormai tutti sappiamo ed è durato un anno. Certo, l'inizio è stato traumatico nel momento in cui abbiamo appreso di questa diffusione del virus. Devo dire che dominava assolutamente l'incertezza. Che cosa avremmo dovuto fare, quanto sarebbe durato, che cosa avrebbe comportato per le nostre attività. Ora ne parliamo dopo un anno, quindi il senso di incertezza è una cosa che ha pervaso un po' tutti e anche in mancanza di indicazioni precise che nessuno sapeva darci, per quanto tutti si sforzavano e tutti si sforzavamo di capire cosa stesse succedendo, poteva creare delle difficoltà.
Devo dire che in quel momento però, come sempre accade, insomma, in questi momenti, la cosa importante è avere consapevolezza di quello che si può realmente fare e decidere le priorità. Per quanto ci riguarda, diciamo, è stato traumatico il dover interrompere la nostra vita quotidiana, che era fatta naturalmente non solo di lezioni e esami, quello era periodo soprattutto di esami, ma per molti ricercatori anche la vita di laboratorio, le missioni per questioni di servizio, i congressi, o pensiamo agli studenti che erano in Erasmus. E lì abbiamo deciso che la priorità assoluta per noi era garantire la didattica, e lì c'è stata una settimana di interruzione in cui non abbiamo fatto altro che vorrei dire 24 ore, ma quasi al giorno, a pensare a come avremmo potuto riattivare la didattica. Era stata interrotta praticamente per una settimana nel giro dei giorni successivi, e devo dire che lì c'è stata una grande risposta, una grande capacità di capire la situazione, e la gestione, per quanto complicata e fatta anche di iniziative, diciamo, emergenziali, alla fine ha preso una strada che ci ha permesso di riattivare almeno una parte, la parte più importante della nostra attività, che era l'attività formativa. Sì, se non sbaglio la risposta da parte dei docenti è stata in percentuale molto elevata, quindi diciamo una sì, quota notevole di corsi sono ripartiti. Assolutamente, quello che è stato molto bello, e questo devo dire un rettore che lavora in emergenza, diciamo, che si trova a dover lavorare in emergenza, è una fortuna poter avere una risposta così forte, ma da tutta la comunità accademica, perché, ripeto, non solo i docenti, ma anche il personale tecnico amministrativo e gli studenti con cui abbiamo concordato sostanzialmente le linee di azione, immediatamente si sono resi conto della situazione, e la risposta è stata tale che nel giro di un mese avevamo praticamente tutti i corsi già andati online. Certo, con una didattica non studiata, diciamo, una didattica di emergenza, se si vuole, che però era anche figlia di quelle attività di sperimentazione che già portavamo avanti da qualche anno, e che almeno dal punto di vista tecnologico non ci hanno dato la possibilità di avviare questa attività, come è successo anche in molte università italiane. Devo dire che la vicinanza e la risposta della comunità, sottolineo comunità perché Udine noi siamo fieri di dire che non è solo un'università, è una comunità accademica, è stata ancora, mi viene un po' di magone, insomma, è stata al limite del commovente. Sì, era commovente perché ricordo appunto che ad aprile il motto era vicini anche se lontani, ed era veramente una sensazione di bisogno di sentirsi parte di un gruppo. E quindi la parola resilienza, no? Che spesso viene associata alla capacità che un'istituzione, un ente, una comunità ha di adattarsi alle situazioni, ai contesti, agli ostacoli, a qualcosa che non ha prima vissuto, a una situazione straordinaria e difficile. Ecco, se dovesse dare un punteggio da 0 a 10, anzi togliamo lo 0, partiamo da 1 a 10 perché lo 0 non ci piace, da 1 a 10 alla resilienza che UniUD ha dimostrato nelle sue diverse componenti, quindi non solo la didattica, ma anche la ricerca, ma anche i servizi. Sì, allora, questo è un termine ormai molto di moda e anche forse abusato, però senz'altro, diciamo, ecco, se io devo fare una valutazione complessiva, giustamente ricordavi i servizi, ecco, perché quello che è stato importante in questo periodo è mantenere attivi i servizi e il contatto con gli studenti, pensate solo a quelli che erano all'estero, e dare un continuo supporto a chi aveva bisogno non solo di informazioni ma anche di sostegno durante questo periodo. Allora, io ovviamente 10
mi verrebbe, ma non si dà mai, perché bisogna sempre avere un margine di miglioramento, esatto, e se no esatto. la gente si rilassa. Io vedo Alberto Policritti dirà anche la sua, insomma, bisogna sempre tenere un pochettino la corda, applicarci qualche algoritmo, la corda, esatto, la corda tesa, in modo che ci sia sempre volontà di migliorare, come del resto stiamo facendo anche oggi in queste giornate dell'orientamento. Io 9 mi sento di non essere presuntuoso e non credo di eccedere in piaggeria nei confronti di tutta la comunità. Ottimo, bene. Ma parlando di estero, perché prima ha accennato appunto agli studenti all'estero, come ha affrontato UniUDE la situazione appunto di tutti gli studenti che si trovavano all'estero e in qualche modo avevano le loro difficoltà, dovevano rientrare? Ci sono state diverse situazioni emergenziali, sì, immagino. Ci sono state numerose situazioni particolari, anche perché naturalmente i nostri ragazzi erano in stati diversi, che stavano reagendo, in nazioni diverse, che stavano reagendo anche in modo diverso in funzione della loro situazione epidemiologica e anche di come gli stati stessi percepivano la loro situazione epidemiologica. Quindi abbiamo avuto varie situazioni, da chi voleva rimanere e continuare in qualche modo a svolgere la sua attività, e abbiamo cercato di assecondarlo, naturalmente fermo restando che bisogna rispettare le regole nazionali e transnazionali, a chi voleva rientrare, a cui abbiamo cercato di offrire tutto il supporto possibile e immaginabile per trovare le soluzioni di rientro. E questo, devo dire, non è stato semplice, perché ovviamente il viaggio, tanto più la gestione di orari aerei, che diventava confuso in quel momento, il traffico aereo non era semplice. Abbiamo da subito istituito un rapporto con la Farnesina attraverso la conferenza dei rettori e quindi sostanzialmente c'è stata la possibilità di dar seguito a molte richieste, alcune anche molto puntuali, di accompagnamento di queste diverse scelte. Certo, qualcuno ha avuto la vita un pochino più difficile del rientro, soprattutto quando si è ritardato un po' il rientro. Altri che invece sono rimasti anche nella sede dove erano hanno poi trovato anche la modalità di sopravvivere, diciamo, e continuare anche la loro attività. Per noi naturalmente è stato importante comunque garantire un supporto, quindi la possibilità di avere un contatto sostanzialmente continuo. Bene, anche se di mobilità parleremo domani, perché domani sarà il giorno dell'interrogazione del delegato rettorale alla mobilità. Quindi questa domanda è fuori dal mio voto. Sì, questa era per la lode, diciamo. Per la lode. No, mai la lode. Ma l'estero l'ho nominato perché? Perché in realtà volevo un attimino lasciare da parte il discorso pandemia e poi vedremo come l'Ateneo in realtà intende ripartire, che è l'aspetto importante, che cosa tutto questo ci ha insegnato. Volevo parlare di estero, o volevo comunque introdurre appunto gli studi all'estero, l'importanza dello studio all'estero, per introdurre il nostro ospite, il nostro secondo ospite, il professor Policritti, perché secondo me attraverso la sua storia può portare una testimonianza. Non dimentichiamo che chi ci ascolta sono i ragazzi che devono costruire il loro futuro, e le testimonianze sono comunque degli spunti importanti per viaggiare con la propria fantasia, con i propri intendimenti, con le proprie passioni e con speranza. Quindi introduco il professor Policritti. Buongiorno, buon pomeriggio, e chiedo direttamente a lui, io scuso, do del lei ovviamente per questa, diciamo, veste così da dibattito, quando normalmente potrei dare del tu. Ma professor Policritti, chiedo, dopo parliamo della scuola superiore, ci racconta la sua storia, i suoi passaggi, cioè da Alberto Policritti che si laurea e che giri nel mondo fa per poi arrivare a Udine. E come mai Udine? Ok, buon anche da parte mia, e grazie professoressa Rizzi, anche se mi viene più naturale chiamarla Laura. Ho iniziato a Torino, ho studiato matematica a Torino e mi sono laureato nell'83 e, mamma mia, un bel po' di anni fa, e dopo di allora sono andato a studiare negli Stati Uniti. Ho fatto un master prima e un dottorato di ricerca poi in informatica. Ho
ho studiato alla New York University a New York, e da lì, quando ero quasi alla fine del mio percorso di dottorato, ero al terzo anno, ho visto che c'era un concorso ad Udine, ho guardato dove fosse Udine sulla cartina, perché non c'ero mai stato, e sono venuto, ho fatto il mio concorso e sono entrato come ricercatore presso l'Università di Udine nell'89. Da allora sono sempre rimasto qua. Sono sempre rimasto qua fisicamente, nel senso che sono stato prima ricercatore, poi associato, poi professore ordinario qui, anche se insomma ho girato parecchio dal punto di vista anche fisico, ma insomma sicuramente mentale, e con i contatti che avevo stabilito nel mio periodo statunitense. È stata una bella esperienza, è stato importante, ho imparato un mucchio di cose. Ho imparato per esempio anche alcune cose su di me, ho imparato che avrei voluto tornare in Italia, ho imparato che quando ero negli Stati Uniti, anche se si è in un posto che nell'immaginario è il centro del mondo, è una sorta di ombelico, gli danno molti nomi diversi, alla fine il tipo di vita che uno fa spesso si riduce alla rete di contatti che riesce a stabilire e che riesce in qualche modo anche a coltivare. E quella rete di contatti è parecchio più importante di varie altre cose che invece superficialmente vengono considerate come degli obiettivi. In effetti quella rete, mi sono reso conto quando sono arrivato anche in un posto che oggettivamente non è un posto grande come Udine, che avrei potuto continuare a mantenerla, e negli anni l'ho fatto, l'ho mantenuta. Ho mantenuto i miei contatti con i miei ex compagni di università, colleghi di dottorato, con i professori con i quali ho studiato e dei quali insomma ho un ricordo che decisamente è estremamente positivo da vari punti di vista, e mi sono reso conto che anche in un posto come geograficamente insomma piccolo come Udine si poteva vivere e mantenere la propria rete di contatti e farla fruttare dal punto di vista scientifico quanto in una grande città o in una grande università. In effetti oggi questo è un vantaggio, e per certi versi scegliere la sede giusta, quella dove per esempio i contatti sono misurati, sono dimensionati nel modo giusto, può rivelarsi una scelta veramente vincente. Detto questo, insomma, sono qui da allora, quindi fate fare il conto di quanti anni sono qui. Ormai friulano d'adozione, però ecco, due insegnamenti importantissimi ci ha dato. Il primo aspetto, appunto, si riesce a costruire, a mantenere e a coltivare una rete di rapporti internazionali nel mondo anche vivendo, lavorando, studiando in un contesto che diciamo un contesto di una università di dimensioni medie. Il secondo aspetto, secondo me, importante, è un messaggio per i ragazzi che ci seguono, è che non si finisce mai di imparare, non tanto nei termini della disciplina, che è ovvio, ma anche di imparare se stessi, di capire che cosa si vuole, di capire in che direzione andare, di capire che cosa approfondire, di capire che cosa coltivare, chi coltivare e che strada prendere. Quindi la strada non è disegnata a 18 anni del tutto, ma non si devono preoccupare di questo, perché la disegneranno un pezzettino alla volta. Di fatto così ha risposto anche alla seconda domanda. E allora passerei, dopo torniamo al magnifico rettore, e passerei alla domanda invece più puntuale, per cui è ospite qua. Quindi il 31 ottobre 2019, stesso anno ovviamente, stesso periodo ovviamente, è stato nominato direttore della Scuola Superiore dell'Ateneo di Udine. Ci racconta che cos'è la Scuola Superiore di Uniud, visto che spesso questo termine superiore crea confondimento.
Sì, la scuola superiore è un percorso interno all'Ateneo, ce ne sono di analoghi in molte università italiane, è un percorso di eccellenza, quindi è un percorso al quale si accede per esami ed è dedicato a un numero limitato di persone che vengono, di allievi, che vengono identificati appunto tramite un esame all'inizio dell'anno. Il percorso di eccellenza ha varie caratteristiche, in particolare ha vari benefit che io definisco tangibili e intangibili. Degli intangibili parliamo dopo. Partiamo dai tangibili. I benefit tangibili sono facili da descrivere. Si hanno il vitto e l'alloggio gratuiti, in particolare l'alloggio è una camera singola all'interno di un bellissimo palazzo al centro di Udine, Palazzo Toppo Wasserman. In questa sede si risiede insieme ai propri colleghi allievi dello stesso anno ma anche degli anni successivi. La comunità della quale parlavamo prima, in particolare la comunità degli allievi, si forma anche fisicamente lì, nel senso che questo condividere il posto nel quale si studia, nel quale si passa il proprio tempo libero, nel quale si vive e si condividono le attività accessorie al percorso universitario è lo stesso per tutti, ed è lo stesso per tutti significa per tutti coloro i quali sono stati ammessi nei vari percorsi che sono disponibili presso la scuola superiore. Chi viene ammesso alla scuola superiore può scegliere di fare il suo percorso di laurea standard, che diciamo così, all'interno di uno qualunque dei corsi di laurea offerti dal nostro Ateneo. E quindi ci si ritrova a condividere i propri spazi e il proprio tempo matematici con umanisti, con ingegneri, con linguisti, con persone che hanno sensibilità, obiettivi, linguaggi anche molto diversi fra loro, ma che assolutamente diventano cruciali nel iniziare a stabilire quella rete di contatti. Faccio riferimento a quello che dicevo prima. Una delle cose che mi sono rimaste personalmente e che considero di maggior valore è la rete di colleghi con i quali ancora adesso sono in contatto dopo tanti anni. E posso testimoniare che i ragazzi che seguono il percorso di eccellenza della scuola superiore, che sono stati ammessi e che con i quali negli anni siamo rimasti in contatto, ci dicono appunto di questo benefit che uno definirebbe a prima vista intangibile, ma in effetti è veramente molto tangibile, perché consente loro di avere una rete di rapporti che, qualunque sia la professione che hanno deciso di intraprendere dopo, diventa un valore aggiunto assolutamente notevole e difficilmente sopravvalutabile. Quante sono le borse messe in palio dall'Ateneo di Udine ogni anno? O ragioniamo già ormai per il prossimo anno, se c'è un'idea, o sul 2020? Abbiamo ogni anno 9 o 10 posti per la classe scientifica e altrettanti per la classe umanistica, più 2 posti per la classe medica. In più, ogni anno ammettiamo anche 2 allievi per la classe scientifica, 2 per la classe umanistica alla laurea specialistica. Quindi sostanzialmente per il percorso quinquennale abbiamo all'incirca 20 posti l'anno e per il percorso biennale di laurea specialistica abbiamo 4 o 5 posti. I numeri sono un po' variabili perché se abbiamo fondi in più, se ci sono dei posti che non sono stati assegnati, vengono riciclati e sono a disposizione degli allievi. Ottimo. Però a fronte di tutti questi benefit c'è anche qualche piccolo requisito che viene richiesto ai ragazzi per poter ovviamente continuare ad appartenere a questa scuola d'eccellenza. Sì, in effetti questo è l'aspetto che definisce il nostro percorso come percorso di eccellenza. Si entra per esami, quindi c'è una graduatoria e quindi non c'è la garanzia di entrare, entrano quelli che si piazzano più alti in graduatoria. Inoltre, una volta entrati bisogna mantenere una media alta, bisogna mantenere la media del 28,
con 24 come voto minimo, al di sotto del quale non si devono accettare i voti, altrimenti pena l'esclusione. Ci sono altri vincoli che richiediamo, e cioè l'acquisizione di una lingua straniera ulteriore rispetto a quelle curricolari e il superamento di un esame all'anno su un tema che riguarda alcuni dei corsi aggiuntivi che vengono proposti agli allievi che stanno quell'anno seguendo la scuola superiore. Devo dire che questi vincoli, che detti così suonano come molto stringenti, in effetti negli anni, lo dico per esperienza, non si sono quasi mai rivelati poi così violenti, ecco, nel senso che non hanno mai rappresentato un ostacolo realmente insuperabile. Quello che realmente diventa difficile e che mi pare di poter dire che sia il blocco anche psicologico più difficile da superare è quello iniziale, la paura di voler provare un percorso di eccellenza perché non ci si sente all'altezza, perché si pensa di non avere i numeri, perché ci si chiede perché mai devo aggiungere alle difficoltà che già avrò facendo l'università anche quest'altra. Ecco, su questo voglio dire molto brevemente due cose. Da una parte, di nuovo, parlo per esperienza e non personale, anche soltanto di analisi dei dati, diciamo così, cioè degli allievi che ho visto negli anni passare. Non sono quasi mai gli individui alfa, i capi branco, quelli che risultano i migliori, sono spesso coloro i quali hanno una qualche forma di preoccupazione e di paura, gli individui beta o anche gamma che guardano prima di lanciarsi, che ascoltano, che hanno una percezione delle difficoltà chiara e che ovviamente gioco forza li mette nelle condizioni migliori per superarle le difficoltà. Quindi da questo punto di vista mi sento di dire tranquillamente: non abbiate paura, provateci, perché molto spesso ci si sottovaluta e quando ci si sottovaluta si è fatto il primo passo per superarle le difficoltà. E invece dal punto di vista delle difficoltà aggiuntive che vengono ad accumularsi rispetto alle difficoltà naturali che ci sono per superare gli esami, per completare il proprio percorso, il lavoro che viene richiesto agli allievi il lavoro in più, il lavoro extra che viene richiesto agli allievi della superiore, molto spesso li aiuta a costruire una disciplina, una scansione dei tempi, un battere nel modo e nei tempi e nei momenti giusti anche il proprio percorso, che invece di rivelarsi una difficoltà molto molto spesso si rivela essere una grossa mano d'aiuto. E infatti altri due insegnamenti molto importanti che possiamo lanciare sempre ai nostri ragazzi che ci seguono: quando entrerete nel mondo universitario create la vostra rete di rapporti, le squadre trascinano, creano confronto e creano anche stimolo a combattere, e questo è fondamentale. Quindi sono convinta che i ragazzi della scuola superiore fanno gruppo e nel gruppo, oltre a confrontarsi, si stimolano anche per vincere le sfide giornaliere. Tornerei al nostro magnifico rettore. Come intende l'Ateneo ripartire? Adesso siamo pronti per avviare il nuovo periodo didattico. Che novità ci sono? Come cerchiamo di affrontare i prossimi mesi che sono ancora un po' delicati? Beh sì, senz'altro sono delicati, però insomma abbiamo fatto un certo training e ci siamo anche attrezzati per questo. Il secondo periodo didattico inizierà fra poco, per alcuni è già iniziato, e abbiamo pensato anche così, guardando la situazione epidemiologica e anche con un minimo di speranza a ciò che succederà, potrebbe succedere più avanti, innanzitutto di portare in aula i ragazzi del primo anno, quindi non solo le matricole, ma i primi anni delle lauree triennali, magistrali e quelle a ciclo unico, e di mantenere. Poi naturalmente, se la situazione auspicabilmente
migliorasse, saremmo pronti anche a di nuovo portare anche gli altri studenti, naturalmente tenendo presente che al momento l'occupazione delle aule non può essere superiore a una certa percentuale, il 50%, perché è necessario comunque, sempre comunque, vale anche per gli studenti del primo anno, rispettare le regole del distanziamento e delle sicurezze, della sicurezza personale. Per quello anche noi abbiamo predisposto tutti i sistemi per la igienizzazione delle mani, diamo anche se necessario le mascherine e anche altri supporti, oltre a tutta una serie di misure. Ci sono dei regolamenti molto precisi per questo, messe in atto per l'eventuale tracciamento nel caso si verificassero dei contagi, che al momento, devo dire, all'interno dell'università sono stati relativamente molto contenuti rispetto a quanto succede all'esterno. È ovvio che questo dipende ovviamente dal comportamento nostro, ma anche di tutto ciò che succede al di fuori dell'università. Ricordo però che in ogni caso abbiamo sempre mantenuto e continuiamo a mantenere in presenza, con tutte queste procedure ben codificate di sicurezza, le attività laboratoriali e quelle naturalmente che servono ai ragazzi per predisporre il loro lavoro di tesi, o l'attività di tirocinio, che non è solo quello legato all'ambito medico, ma vale anche per le altre attività. Quindi diciamo più che un tentativo, una vera e propria volontà di aumentare per quanto possibile l'attività di condivisione in presenza, pur con tutte le limitazioni, la prima fra tutte quella che indossiamo anche noi, io e te oggi. Esatto. Non riesco a darti del lei, mi scuserai, allora, ci conosciamo da troppo e poi insomma la distanza d'età me lo permette, e che vestiamo oggi, che non è solo un gadget naturalmente, ma una questione anche di sicurezza reciproca. È chiaro che questo ci servirà anche un pochino come palestra, perché poi speriamo tutti, abbiamo già predisposto, come si vedrà anche in questi giorni, tutto il nostro arsenale formativo, l'organizzazione di corsi, le attività diverse, perché non è fatta solo di lezioni frontali, anzi l'università è bella perché poi ha tutte quelle attività accessorie, connesse, i laboratori, i seminari, le testimonianze, e che ci ricorda che l'università è diversa da altre componenti a filiera formativa, perché porta, chi insegna fa un'attività di ricerca. Ecco, stiamo naturalmente tutti aspettando di poter cominciare quantomeno come settembre scorso, ma in ogni caso ripristinando quella che è la consueta modalità di erogazione di percorso formativo e di condivisione del percorso formativo fra noi, gli studenti, e tutta quella che, ricordo ancora una volta, perché per me è fondamentale, la comunità accademica di Udine. Esatto, comunità che adesso è personale, che è sottoposto ad una seconda campagna di screening. Beh, certo, sì, questo è ovviamente è uno delle azioni e attività che fa motu proprio l'università, insomma è giusto che sia anche così, una seconda campagna di test sierologico. Tra l'altro, piccolo particolare, dato che a Udine presso l'azienda ospedaliera con un'azienda privata e con l'università è stato messo a punto un metodo salivare, e noi saremo cavie anche per la validazione di questo metodo, che poi avrà diffusione nazionale. Attenzione naturalmente a tutti, per dare la possibilità di salvaguardare la salute di tutti quanti. In più, ieri abbiamo avuto notizia dal vicepresidente della regione, l'assessore all'università, all'istruzione della regionale, che potremmo dare via anche a una campagna vaccinale, anche se limitata ad alcuni soggetti, perché questo dipende ovviamente dalla disponibilità e dal tipo di vaccino disponibile. Però è chiaro, una continua attenzione a creare tutte quelle condizioni che ci permettano quanto prima, e comunque già da ora, ad entrare quanto più possibile in una condizione normale, fermo restando naturalmente che alcune cose acquisite durante l'emergenza non andranno buttate via. Per esempio, abbiamo potuto e voluto investire una somma ingente anche nella adeguamento tecnologico delle aule, che sicuramente anche quando il coronavirus non ci sarà più sarà molto molto utile.
Esatto. Tra l'altro sulla didattica a distanza forse anche sottolineerei che gli studenti non sono obbligati ad essere in presenza, potranno optare, quindi anche lo sforzo da parte di tutto il personale docente di gestire in contemporanea una modalità mista, come l'abbiamo chiamata, di didattica, quindi sia per i ragazzi che saranno in aula e contemporaneamente per quelli che si collegheranno da casa. Ma in tutta questa situazione siamo andati indietro, siamo andati avanti, abbiamo imparato qualcosa, riusciremo ad integrare quello che abbiamo imparato con quello che sapevamo fare prima, come evolverà? Secondo lei, non ce la faccio, mantengo lei, Va bene. come evolverà la didattica? Cioè ci porteremo dietro qualcosa in più? Sì, non so se sia un segno di rispetto o un riconoscimento dell'anzianità, ma insomma terrò annotato, senza un professore non dimentica. Assicuro che tutto è solo rispetto. No, sicuramente, innanzitutto diciamo, se non si impara qualcosa anche l'università è un ambito in cui i professori, l'ha detto Alberto Policritti prima, continuano ad imparare, noi continuiamo a studiare, allora questo voglio subito sgombrare, non è perché siamo asini, semplicemente perché siamo assetati di sapere e questo che sappiamo, che cerchiamo di imparare, ci piace condividerlo, o creando delle reti o semplicemente cedendolo, donandolo a chi si iscrive ai nostri corsi. Quindi quello che abbiamo imparato è che ci sono anche non solo la resilienza di cui si parlava prima, quindi la possibilità di creare valore da quella che è una comunità accademica e non solo un elenco o matricole di studenti e un elenco o matricole di docenti e il personale di supporto, non è una fabbrica, anche se ogni tanto deve rispondere a logiche aziendali. E questa è una cosa assolutamente importante. Però abbiamo anche potuto sperimentare pure in questa emergenza. Come dicevo prima, gli investimenti per esempio fatti in ambito tecnologico ci hanno aperto anche nuove vie che sono sicuro potranno essere di utilità per sperimentare nuove forme di educazione, cioè della didattica innovativa che possa utilizzare anche questi strumenti senza che ciò diventi però esclusivo. Tutte le volte che questi metodi sono diventati inclusivi, per noi è un valore aggiunto. Cito solo un esempio: nel momento in cui sono stati lanciati dei corsi trasversali cosiddetti, quelli che vengono propriamente detti spesso soft skills, che riguardavano argomenti di interesse, potenzialmente interesse di tutti gli studenti, di fatto si sono iscritti 1000 studenti ad un seminario. Quando mai avremmo potuto mettere insieme una cosa del genere? O meglio, avremmo potuto farlo, ma creando delle situazioni in cui bisognava trovare l'aula, bisognava trovare le aule, collegarle fra di loro, trovare le condizioni adatte perché ciò succedesse. Quindi ci sono sicuramente delle situazioni in cui questo tipo di approccio funziona, così come la formazione di piccoli gruppi è una nuova modalità di interazione fra il docente e gli studenti. Io credo che da questo punto di vista dovremmo e potremmo fare tesoro. Del resto, scenari internazionali ci stanno lanciando verso questo tipo di attività. Grazie. Torniamo a una questione che avevo lasciato in sospeso, anzi avevo sospeso col professor Policritti: i beni intangibili, i valori intangibili, il guadagno intangibile dei ragazzi che entrano alla scuola superiore dell'Ateneo di Udine. Cosa guadagna un ragazzo alla fine del suo percorso? Sudando, combattendo sugli ostacoli quotidiani, con tante soddisfazioni, però alla fine che cosa guadagna? Dunque, ovviamente c'è il titolo, c'è la cosiddetta licenza della scuola superiore che viene concessa a coloro i quali terminano il percorso, però secondo me la cosa più importante che guadagnano è quella alla quale facevo riferimento prima, è la rete degli allievi, cioè quello che fra loro gli allievi insegnano l'un l'altro a vicenda. In questo periodo, questo è stato un periodo difficile per tutti, l'avete detto e lo sottoscrivo in pieno. C'è qualcuno che dice che tutto ciò che si impara lo si impara nei momenti di crisi, perché in effetti è così, nei momenti difficili bisogna inventarsi le soluzioni e magari non tutte funzionano, ma sicuramente quello che è importante rimane.
In questo periodo i ragazzi della superiore hanno imparato, per esempio gli allievi della superiore hanno imparato che avevano a disposizione una modalità per interagire fra loro che ha consentito loro di essere presenti anche senza poter fare didattica in presenza. Hanno potuto continuare a vivere, per esempio, in collegio, a parte la prima fase molto difficile, molto dura. Il collegio è stato aperto. In relazione a questo voglio davvero ringraziare molto sentitamente il rettore e il direttore generale. Mi ricordo una discussione che abbiamo avuto quest'estate. Io sono andato pronto a fare una battaglia molto deciso per avere la garanzia che mi avrebbero lasciato tenere aperto il collegio per gli allievi. Sono arrivato lì e non ho avuto niente da chiedere, perché mi hanno detto loro: guarda che il collegio rimane aperto subito, e mi hanno sistemato tutta la mia battaglia in un attimo. Quello mi ha fatto davvero piacere, e credo che abbia fatto altrettanto piacere agli allievi, perché è vero, non possono fare tutti, almeno non i ragazzi degli anni successivi al primo, non possono fare didattica in presenza, però possono fare tutto il resto in presenza, possono parlare fra loro, possono condividere le loro esperienze, fare l'un l'altro le loro domande, fare le considerazioni e prendere anche quelle attività accessorie delle quali parlavo prima e criticarle, combinarle, riproporle alla nostra comunità, che altro bene intangibile molto importante. Non è una comunità enorme, quella, voglio dire, della scuola superiore, e quindi è una comunità nella quale riusciamo ancora a parlarci in modo pressoché diretto. Un dettaglio che però secondo me è significativo: la nostra didattica viene organizzata dopo delle interviste che io e altri miei colleghi, che operano tutti su base volontaria alla scuola con la scuola superiore, facciamo agli allievi delle varie aree, e dopo aver parlato con loro stiliamo il piano dei corsi, che normalmente cerchiamo di organizzare anche essi, chiedendo su base volontaria ai nostri colleghi di tenere l'anno successivo. Ed uno dei momenti più belli ogni anno della vita della superiore è il giorno in cui si presenta il piano didattico per l'anno in corso, in cui ogni collega arriva e dice quale sarà l'argomento del proprio corso, lo descrive cercando di renderlo appetibile anche a quelli che non sono specialisti della sua area. Un momento davvero molto bello. Sì, poi penso che sia un momento in cui diciamo, il ruolo dell'università come ambiente multidisciplinare sia evocato ai massimi livelli, in cui i ragazzi che hanno linguaggi diversi quando sono in aula riescono effettivamente ad interagire. Quanto lei si sente maestro piuttosto che docente, piuttosto che direttore, piuttosto che quasi padre di questi ragazzi che entrano e poi mano a mano si vedono crescere, anche perché insomma voglio dire, poi la sua è anche un'esperienza, come sappiamo bene, di docenza, di tutoraggio, di supporto a dottorandi del passato che sono diventati poi docenti universitari, no? Quindi c'è una lunga strada. Questa è davvero una bella domanda, è anche quasi imbarazzante rispondere, però è vero. Però si gioca la lode con questa risposta. Non lo so, io mi accontento del 30 allora, ma comunque insomma, no, c'è un momento preciso nel quale il rapporto fra docente e studente in un certo senso fa un salto di qualità. Ovviamente il rapporto tra docenti e studenti all'università è profondamente diverso da quello delle scuole medie superiori. In un certo senso subisce un cambiamento davvero violento all'inizio, in particolare. Gli studenti che entrano all'università provano un distacco perché i numeri crescono, perché ci sono un mucchio di varianti che non erano state prese in considerazione, le classi si formano e si disfano per ognuno dei corsi che si intende seguire, lo studente entrato all'università deve imparare a disciplinarsi e a organizzare i propri studi.
Dopo però la fase iniziale, durante la quale voglio sottolineare gli allievi della superiore sono avvantaggiati perché hanno qualcuno con cui confrontarsi e ce l'hanno sia nel corpo docente, un tutor che è dedicato a loro e con il quale loro sono diciamo stimolati ad interagire anche su un piano personale, e i loro colleghi. Non mi stanco di sottolineare quanto è importante l'apporto della comunità degli allievi al suo interno. Dicevo, dopo quella fase c'è il momento in cui si inizia ad interagire con uno o più docenti che poi vengono scelti e che diventano il relatore di tesi o che diventano il relatore di tesi dottorato. Ecco, lì inizia un rapporto diverso e uno si sente di insegnare qualcosa quando in un particolare e specifico momento si smette di parlare di dettagli anche relativi alla propria disciplina e si inizia a parlare sempre della propria disciplina, ma guardandola un po' più dall'alto, iniziando a dare il proprio parere su aspetti quali l'eleganza di una dimostrazione o la efficacia di uno strumento formale. Si inizia un discorso nel quale in qualche modo si condivide qualche cosa che è molto più vicino alla passione per quello che si studia che alla tecnica dell'argomento stesso. Ecco, in quel momento lì effettivamente chi ha esperienza, perché è più vecchio, diciamola tutta, in effetti inizia in qualche modo, in modo molto indiretto, a insegnare qualcosa. E quel momento è un momento molto bello, sicuramente per il docente, ma credo anche assolutamente per lo studente, che forse realizzerà quel momento di passaggio molto più avanti nella sua carriera, ma che io per esempio l'ho realizzato molto più avanti, però i docenti con i quali sono riuscito a condividerlo sono quelli che mi sono rimasti davvero nel cuore, nel senso scientifico del termine. E anche a fianco. Allora, quindi messaggi ne ha lanciati veramente diversi, professor Policritti o Alberto. Chiederei al Rettore un messaggio molto breve perché ci stiamo avviando alla chiusura e devo poi dare delle istruzioni, ma soprattutto volevo lanciare con la chiusura un video che porta testimonianza degli ambienti e della vita dentro la scuola superiore. Un messaggio da parte del magnifico Rettore ai ragazzi che ci stanno seguendo. Sempre le domande più difficiline. Breve. Il messaggio io credo che venga da tutto ciò che è stato detto da noi tre, almeno in questo breve spazio che condividiamo. Il messaggio è: avvicinatevi all'università con la curiosità e la volontà di entrare a far parte di una comunità. Io credo che sia assolutamente importante, avrete modo di verificare, di avere tutte le informazioni possibili e immaginabili su quella che è l'organizzazione dei corsi, quale tipo di preparazione è necessaria, come saranno poi strutturate le varie materie nel corso degli anni. Però l'idea è quella di affrontare il percorso universitario con l'idea di entrare a far parte di una comunità entro la quale si cresce, perché si entra a 18-19 anni e si esce a 25-26 in secondo del percorso che si fa, ed è molto importante che vi sia la consapevolezza della necessità di instaurare un confronto con gli studenti, ecco perché è importante la presenza, e con i docenti, ecco perché è importante il rapporto continuo e anche scevro dalla difficoltà o dalla paura di rapporto. Ecco, quello che può essere detto e speso ancora una volta nei confronti di Udine, che è una comunità che è attenta ai bisogni degli studenti, e i tutor che per esempio sono stati nominati dal professor Policritti di fatto non sono angeli custodi che danno una pacca sulla spalla quando l'esame va male, ma sono persone che aiutano a tradurre in realtà le vostre aspirazioni. Quindi prendete pure tutte le informazioni, ma soprattutto approfittate di questo momento per stabilire un rapporto di fiducia con l'università, e affrontate questo momento anche con l'idea che se ci saranno momenti difficili, speriamo non un'altra pandemia, in realtà potremmo affrontarli e superarli come abbiamo fatto finora con l'impegno di tutti.
Quindi seguite le vostre passioni, seguite le vostre pulsioni e lanciatevi in una avventura che è strepitosa. Pensate a me, che sono entrato e non sono ancora uscito. Grazie magnifico lettore, grazie. Allora vi do alcune indicazioni prima appunto di andare alla chiusura. Intanto vi invito a guardare appunto la mappa degli stand e tutti i materiali che sono stati caricati sulla piattaforma web dedicata all'evento. Vi ricordo che tra un po', quindi alle 15, parte la diretta Teams per la presentazione dell'offerta formativa del Dipartimento, che prima ho letto in maniera molto sintetica e quindi adesso lo leggo in maniera stesa. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, formazione, non è finito così perché formazione e società, ok? E alla fine della presentazione dell'offerta formativa avrete anche la possibilità di confrontarvi con i tutor, potete anche fare delle domande utilizzando le chat. Alle 16 invece partirà appunto la diretta live su Teams di presentazione dell'offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale, e a seguire sempre a Tu per Tutor, la rubrica dedicata appunto allo scambio con i tutor. Potete accedere alle live utilizzando il link che avete ricevuto oppure alla pagina, collegandovi alla pagina www.uniud.it/opendays e cliccando sul nome del Dipartimento di interesse. Domani noi ci rivediamo parlando di mobilità e parlando di servizi agli studenti, di tasse, di benefici e di altri aspetti interessanti, e poi seguiranno presentazioni di altri dipartimenti ed in particolare domani è diciamo lo spazio dedicato al polo scientifico, poi seguirà il polo economico giuridico e chiuderemo venerdì con il polo medico. Ora siamo arrivati proprio in chiusura, ringrazio anche il professor Policriti, Alberto, grazie di questa testimonianza, e insieme chiudiamo questa prima apertura lanciando questo video che consente a voi ragazzi di capire cosa vuol dire vivere in questa meraviglia di palazzo insieme a tanti futuri potenziali amici. Grazie a tutti e due. Grazie mille. A voi. Belli sorridenti. Aspetta che ne facciamo un'altra. Bel sorriso. Grazie.